La verità è che se hai più di 40-50 anni, probabilmente ti sei rivolto o rivolta a una medicina convenzionale che è indietro di 10 anni qui in Italia. All'estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Olanda, giusto per fare qualche esempio, la medicina del dolore è completamente diversa da quella che abbiamo oggi. Oggi le persone assumono ancora antidepressivi per risolvere una problematica cronica di dolori o sintomi persistenti che vanno oltre i 4 mesi. Sembrerebbe che non ci sia una soluzione, eppure la neuroscienza del dolore oggi mondiale è chiara. Più dell'80% dei dolori cronici persistenti deriva da un cervello in allerta. Ci sono due paure principali. La prima paura è la paura del sintomo stesso, quindi le tue credenze che la tua problematica è dovuta da un problema fisico è errata. Infatti c'è una correlazione molto diretta tra credenze e riduzione del dolore. Meno ci credi, più il dolore ovviamente va su. Seconda paura, quella generale, quella dell'ansia, per i problemi che abbiamo di stress lavorativi, traumi passati, relazioni complicate in famiglia, gestione di un familiare malato. Queste sono già solo alcune di quelle più comuni che vedo nei miei clienti che perpetuano il dolore. Lavorando quindi su queste due paure, sia nei sintomi attraverso la psicoeducazione, che in generale per l'ansia attraverso magari una psicoterapia mirata per abbassare i livelli di allerta del tuo sistema nervoso, vanno quindi a risolvere. Queste due cose sono molto importanti. Vedi che qui non c'è nessuna terapia manuale da fare, non c'è nessuna diagnosi ulteriore da escogitare o da inventarsi per arrivare a una soluzione. Serve solo un percorso strategico che abbiamo già ideato da diversi anni nella medicina del dolore aggiornata, dove c'è un periodo di educazione, un periodo di lavoro sul soma, sul tuo corpo. Il lavoro quindi è mente-corpo, non è mai solo corpo, perché il tuo problema non è fisicamente registrato in qualcosa che non va nella struttura del tuo corpo, non è la postura, non è la rettilizzazione della cervicale, non è nulla di questo, anche se qualcuno ti avrà detto che è il contrario. Questo è quello che conta nel 2025 senza aspettare 2, 3, 5 anni per risolvere.